Nella sede del Consiglio regionale anche una delegazione di dipendenti della Ditec di Quarto d'Altino che ha incontrato il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato. I lavoratori hanno chiesto al ministro e al governo la difesa dell'azienda veneziana nei confronti della multinazionale svedese Assa Abloy, che punta a chiudere la sede veneta per spostare tutta la produzione in Cina e nella Repubblica Ceca. I lavoratori hanno consegnato al ministro un promemoria sulla lunga vertenza che da 2 anni vede i 102 dipendenti dello stabilimento lottare per la sopravvivenza della fabbrica. E ora la vicenda del bimbo di Cittadella conteso dai genitori separati, ennesimo colpo di scena. Ora il piccolo deve tornare a vivere con il papà. Possiamo stare anche in piedi perché tanto è tempo un minuto. Grazie per quello che Andiamo sul minuto adesso. Facciamo una cosa. Allora, noi siamo i lavoratori della Ditec, vittime della delocalizzazione, sono 18 mesi che lottiamo per questa brutta cosa, perché in realtà l'azienda vive, ha lavoro, ha tutto, non ha mai fatto un'ora di cassa integrazione da 35 anni, quindi sempre in attivo, arriva il multinazionale e si porta via tutto, si tiene solo praticamente la testa e lascia a casa tutta la produzione del solito paese da cost, questo a scapito del prodotto che comunque sappiamo benissimo che non hanno grossi problemi, non riescono a fare il prodotto nostro stesso livello. Però comunque li vogliono. Adesso entro fine giugno non sarà il Molise, con la regione Veneto, il tavolo nostro è ancora aperto fortunatamente in Molise, e là sarà detto qualcosa, sarà fatto qualcosa, perché ormai il multinazionale ha detto che entro fine anno uscirà. Noi speriamo in un fatto positivo, perché è il Veneto, un ministro che sa benissimo le problematiche del territorio, e noi chiediamo a lei di venire a trovarci in Ditec appena possibile. So che deve essere fuori zona, le chiediamo, le ho spedito un invito mail, ma voglio darlo anche cartaceo, c'è scritto un po' tutto quello che noi vogliamo fare. Questo è il nostro video che il 5 di giugno andremo in Città del Vaticano e saremo accolti da Papa Francesco, una delegazione non solo di Ditec, ma il 5 di giugno. Questa è un po' la nostra storia e la veglia del lavoro che è stata fatta nel nostro stabilimento a Quarto d'Altino l'anno scorso, e là saremo qua altri lavoratori della Tometon, della Fincantieri, una delegazione di in vita. Noi siamo adesso 102, che usciranno saranno una settantina, più o meno adesso non so su che cose. E andiamo su, siamo in 80, abbiamo fatto un pullman che ci ha offerto a prezzi praticamente a TVO.
Noi andiamo là, andiamo con la provincia di Venezia, andiamo con il comune di Quarto Altino, la rappresentanza della regione Veneto. Allargo l'invito a chi vuole venire, che ci fa molto ma molto piacere. E niente, adesso l'invito è che ci venga a trovare, che venga a vedere la nostra azienda che da 35 anni produce fatturato utili. Perdere questa azienda non è che perdo io il posto di lavoro, ma lo perderà mia figlia, i figli dei miei figli, perché questa azienda non esisterà più in Italia. Si perdono si perde i posti di lavoro futuri, perché questa non è un'azienda decotta, è un'azienda che ha perso, non c'è più niente da fare, non c'è. Questo è un settore che comunque è in via di espansione. Adesso con la regione, con l'assessore di Lozano stiamo vedendo delle aziende che all'inizio avevano fatto delle proposte, però avevano detto no perché non vedono marchio, non vedono una filiera. I lavoratori ci sono, invece i lavoratori sanno fare quello che sanno fare, là basta che ci mettono il suo ufficio, la sua rete vendita. Noi siamo già pronti, operativi dallo stesso istante che loro fanno questo passaggio. Comunque dei prodotti nostri non verranno più fatti da loro perché loro sono proprietari della Amazon, che fanno più o meno le stesse cose, ma con meno qualità. Però loro volevano solo portare via cose scomodo. Credo che è sufficiente. A me basta. No, questo no, del convegno di là. No, siccome con la Simonetta Rubinato sappiamo che dovrebbe andare alla Reci Farma prossimamente qui a Roncalde, allora siccome è lì vicino poteva essere l'invito oggi per poter fare un passaggio. Noi siamo là vicini a Quarto Altino. Sì, non ho ancora una data fissata. Ma non c'è nessuno. Sarebbe un messaggio forte, secondo me, anche per la multinazionale stessa. Lo Stato che deve visitare. Va bene, vi ringrazio. No, ringraziamo noi del minuto dedicato e spero di vederla presto. Grazie, buona Grazie. Un saluto. Grazie per aver tempo.